La Cup Cultura di Agrigento ha radunato attorno al tavolo del Mediterraneo del Collegio dei Filippini di Agrigento i ragazzi del liceo scientifico e linguistico Leonardo per consegnare loro gli attestati di partecipazione alla prima fase del programma L'accoglienza della cultura, la cultura dell'accoglienza 2019, un progetto di integrazione realizzato anche grazie all'ausilio del Parco Archeologico Valle dei Templi e dell'Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Agrigento, attraverso il quale si intende creare una cultura che unisce ed essere stimolo per l'Europa per creare l'integrazione attraverso l'arte, la storia e la cultura in generale. La città di Agrigento, lo sappiamo appunto, ha beni culturali che arricchiscono il Mediterraneo, un mare molto importante, un mare molto discusso, un mare sul quale non avevamo mai avuto dubbi sulle potenzialità culturali. Immaginiamo fenici, egiziani, greci e romani e così via. È un mare che ha prodotto molto nei secoli della storia, che ha unito popoli e che invece oggi ci divide. Agrigento invece è proprio una testimonianza di questa grande unione. Basta visitare il Museo Griffo, e allora è questo che noi abbiamo fatto attraverso ciò che è esposto al Museo Griffo, attraverso vasi, piccole statuine, piccoli oggetti. Abbiamo capito quanto abbiamo una cultura che ci accomuna sin dalle nostre radici, sin da 2600 anni e anche oltre. Questo progetto dimostra come sia importante basare sulla cultura il percorso di integrazione. Quando si parla di immigrazione spesso ci si pone davanti a problemi di sicurezza, di disordine sociale, di preoccupazioni che colpiscono ormai gran parte degli italiani purtroppo, e le nuove scelte anche politiche lo dimostrano. In realtà con questo progetto si dimostra come la cultura e l'immigrazione siano degli elementi fortemente connessi. Sono fermamente convinta che vivere direttamente un'esperienza di integrazione, di svolgere attività programmate prima e realizzate dopo congiuntamente, e anche dedicare parte del tempo libero in esperienze comuni abbia inciso profondamente sia sulla formazione dei ragazzi coinvolti in prima persona, ma nell'intera comunità scolastica, perché le loro esperienze venivano comunicate tra ragazzi e venivano anche evidenziati gli aspetti altamente formativi e positivi.